Quello che oggi ciò a cui si sta assistendo è un utilizzo da parte dello Stato e della Regione di questa tematica sotto il profilo soprattutto della sistemazione degli interessi di tipo economico. Io credo che si debba cambiare l'approccio e cominciare a trattare questo tema soprattutto come un tema di salute, la salute dei cittadini e della comunità, che non può essere sicuramente secondario a quello economico. Occorre trovare dei sistemi che mettano in equilibrio salute e sfruttamento e profitto, e credo che lo si possa fare anche grazie a un sistema di incentivi e disincentivi che Stato e Regione potrebbero mettere in atto già da adesso. Quindi credo che la strada ci sia, si tratta veramente di prendere consapevolezza di un tema che è sempre più pressante. Credo che dobbiamo uscire dalla vecchia logica secondo cui l'ambiente e l'economia sono due cose contrapposte, sono una dicotomia, sono invece assolutamente coniugabili. Per quanto riguarda la questione pesticidi, ha delle posizioni abbastanza contraddittorie, nel senso che molti dei fondi del piano sviluppo rurale che arrivano dall'Unione Europea vengono destinati per quanto riguarda l'agricoltura, in particolare e specialmente al settore vitivinicolo. Proprio l'ISPRA ieri l'altro ha reso noto i dati del monitoraggio 2016 e purtroppo quei dati parlano chiaro. I pesticidi sono sempre più presenti nelle nostre acque. Diciamo che il problema di questa monocultura, che è la monocultura del prosecco, e gli effetti collaterali di questi investimenti molto importanti non sono poi solo quelli dell'avvelenamento delle falde acquifere e contaminazione dell'acqua, ma anche dell'impoverimento della biodiversità, fenomeni di dissesto idrogeologico. Ci vorrebbe una politica più attenta al territorio, più attenta ai cittadini, più attenta alla salute, che non elargisce tutti questi fondi pubblici per una monocultura che è ad altissimo tasso di uso di sostanze chimiche di sintesi che non fanno bene a nessuno. Oggi in Italia si utilizzano circa 130.000 tonnellate di pesticidi e fitofarmaci con 400 sostanze, quindi queste persone hanno una forte preoccupazione e sempre di più sul territorio secondo me la politica e le persone devono trovare il modo di confrontarsi. Ecco perché io chiedo anche pubblicamente che vi siano dei confronti diretti tra queste persone e chi poi gestisce, magari chi è in Confagricoltura, in Coldiretti, nella CIA o anche con i consorzi che gestiscono il prosecco. Ci vuole un momento in cui vi sia un incontro diretto, in cui si definiscono le regole chiare per far sì che vi sia la giusta sensibilità, la sostenibilità nei confronti del futuro e si possa in questa maniera riuscire a far sì che queste persone abbiano fiducia, si crei fiducia sul territorio tra chi fa politica, tra chi fa impresa e tra chi vive sul territorio. Oggi è possibile fare agricoltura rispettando l'ambiente, vengono utilizzati dei sistemi che possono tranquillamente essere superati solo per abitudine o non conoscenza. Allora la condivisione delle esperienze, la condivisione della professionalità è un elemento fondamentale che anche a livello europeo deve essere inserito in quello che sarà la prossima riforma del piano agricolo comunitario. Al corteo con tanto di maglia del gruppo Manme di Revine Lago. Certo, è un gruppo meraviglioso che abbiamo lavorato con loro, abbiamo collaborato nel momento in cui abbiamo fatto il nuovo regolamento di polizia rurale, in tutte le serate informative che loro hanno organizzato, siamo stati al loro fianco e abbiamo voluto patrocinare anche questa marcia. Loro sono fra i gruppi organizzatori, quindi ci mancherebbe che non le sostenessi e non portassi la loro maglia, insomma. Lo scopo nostro è quello di far sì che l'adozione di un appello e di una pratica apparentemente simbolica come quella di questa giornata si estenda e diventi marcia a tutti gli effetti, quotidiana poi negli atti. Sicuramente queste risposte le pretendiamo e le abbiamo sintetizzate in un appello che avete a vostra disposizione. Principio di precauzione, attenzione al territorio e alla salvaguardia e non ai disboscamenti e a nuove impiantazioni, aiuto a chi fa agricoltura biologica e non a chi persegue ancora un'agricoltura industriale, sono scopi fondamentali. Noi non siamo una schiera che marcia contro un'altra schiera, non solo a calcolare i nostri affari, ma a custodire gli affetti, non solo affari ma affetti. Dobbiamo respirare e aiutare non solo i bambini ma gli anziani e gli animali a vivere in questo stupendo mondo.